Buongiorno, per favore chiedo di, stavo per dire di chiudere le porte, ma mi sembra che sia impossibile. Comunque iniziamo questa sessione. Io mi presento, mi chiamo Alessio Re, Fondazione Sant'Agata per l'Economia della Cultura di Torino, che nel contesto di questo evento, del World Tourism Event, ha dato un contributo su quello che è il programma scientifico della manifestazione. Insieme a me Cristina Monaco, che è una delle relatrici della giornata di oggi, da una società che si chiama Itaca SRL, e in collegamento, non la vedete ma la vedrete, mi auguro, Stefania Manca dal Comune di Genova, che anche lei porterà il suo contributo al tema di questo panel di discussione che ha un focus su patrimonio mondiale e cambiamenti climatici. Tocca a me dare la brutta notizia che, insomma, voi sapete che nel programma era previsto un intervento di Luca Mercalli, che purtroppo ha avuto un imprevisto questa mattina, per cui è molto dispiaciuto di non riuscire a essere qui, a essere con noi, a essere soprattutto, immagino, tra voi, però ecco, ci manda un saluto e un augurio di buon lavoro, scusandosi per l'imprevisto. Detto questo, mi fa molto piacere che insomma, la sala sia piena e la sala sia piena di ragazzi, immagino di alcune delle scuole di Torino, del territorio. Siete tutti di Torino? Di dove? Piano piano. Pinerolo, Fossano, Lecco. Ok, quindi non solo Piemonte. Ok, bene. Mi fa molto piacere, ecco, che siate qui. Cercheremo di rendere questa sessione, insomma, possibilmente anche un po' interattiva, se lo vorrete, perché affrontiamo oggi un tema che è un tema che riguarda il presente, che è un tema che riguarda il futuro. La relazione tra patrimonio, che è qualcosa, insomma, di importante, di celebrato, di presente nelle nostre vite quotidiane. Insomma, siamo in un luogo anche molto significativo da questo punto di vista, però lo vogliamo fare in relazione a dei cambiamenti che sono appunto quelli climatici, che anche questi sono ormai presenti quotidianamente nella vita di tutti noi, nella vita di tutti i giorni, e che stanno avendo, questo ormai l'abbiamo capito tutti, credo, abbastanza bene, forse tutti non ancora, ma insomma lo stiamo capendo con grande apprensione, dei cambiamenti che insomma stanno incidendo sulla nostra vita. Quando parliamo di patrimonio culturale, i termini che più spesso vengono utilizzati sono quelli di conservazione del patrimonio, restauro, promozione. Voi che scuole fate? Turismo, ragioneria, alberghiero? Turismo? Ok, quando si parla di patrimonio, dico cose che certamente voi sapete, però in particolare quando si parla di patrimonio mondiale, le parole chiave che ricorrono sono quelle che ho appena citato. Sto semplificando dei discorsi che sono un po' più complessi. Quindi conservazione, però un conto è conservare il patrimonio culturale, che è qualcosa ovviamente di dovuto, di fondamentale. Oggi però conservazione, alla luce dei cambiamenti che stiamo vivendo, in particolare se guardiamo il lato dei cambiamenti climatici, significa soprattutto significa dare un nuovo significato a questo termine e a questa attività. Significa probabilmente cercare di conservare quei sistemi di vita, quegli ecosistemi di cui tutti noi facciamo parte, quindi non soltanto il patrimonio come qualche cosa, insomma, che sta in una bolla di vetro, in una categoria, in una scatola chiusa.
Restauro, anche qui, restauro dei monumenti, degli edifici, dei nostri centri storici, significa probabilmente andare a recuperare, restaurare il rapporto che c'è tra l'uomo e la natura e l'ambiente, perché noi senza ambiente fondamentalmente non siamo niente e tutti viviamo nello stesso ambiente, sullo stesso pianeta. E poi parliamo, visto che molti di voi studiano turismo o accoglienza, l'altro termine fondamentale è proprio questo, il turismo, la promozione, la valorizzazione, però la promozione da un punto di vista di cercare di capire quali sono queste dinamiche in atto significa non soltanto promuovere il patrimonio mondiale in senso, insomma, in quanto tale o come attrattore turistico, significa soprattutto promuovere quelle che sono delle buone pratiche, dei progetti, delle azioni, dei processi di sviluppo sostenibile, altra parola chiave che certamente voi tutti conoscete, insomma, con cui vi confrontate spesso. Quindi promozione non solo del patrimonio, ma dei processi di sostenibilità e aggiungo promozione, dal mio punto di vista, soprattutto di chi questi progetti ha e avrà la possibilità di portarli avanti, quindi con un occhio di riguardo alle generazioni più giovani. Questo è un po' quello che volevo dire, insomma, da persona che lavora su questi temi, per introdurre i due contributi di questa sessione, che avranno ovviamente un profilo anche un po' più tecnico, di dettaglio, un po' più preciso. Sono due contributi estremamente preziosi perché ci permettono di capire oggi cosa significa da un punto di vista progettuale lavorare sulla relazione tra il nostro patrimonio e i cambiamenti che stiamo vivendo. Inizierei nella presentazione da Stefania Manca, che è in collegamento con noi da Genova. Eccoti Stefania, grazie mille per la tua disponibilità. Buongiorno. Ecco, immagino che tu possa vedere la sala. Sì. Ecco, quindi hai un bel po' di persone davanti. Ti chiederei di così raccontarci in breve il lavoro che stai facendo per un comune, quello di Genova, che è certamente una delle città negli ultimi anni, quindi non da oggi, ma negli ultimi anni, più attive, anche più esposte, se vogliamo, a fenomeni legati alle pressioni, agli impatti ai cambiamenti climatici, ma anche certamente più attivi come comuni nel cercare di trovare delle risposte nella loro mitigazione, ma soprattutto nel cercare di trovare un ruolo anche alla cultura, al patrimonio culturale per come dire, costruire resilienza, altra parola un po' tecnica che però è bene che iniziamo a imparare il significato. Stefania, ti chiederei di introdurre te stessa, diciamo, il tuo ruolo, il tuo lavoro nel comune e ti lascio spazio. Grazie mille Alessio. Grazie intanto per aver pensato a Genova, per aver pensato a me. Sono Stefania Manca, mi occupo di resilienza, sostenibilità e per il Comune di Genova supporto le direzioni di ente nei processi di transizione ecologica e per cercare di trasformare Genova da una città grey in una città molto più green. Mi occupo anche delle policy di economia circolare, che è uno dei temi che so che alle fasce, diciamo, un po' più giovani è molto caro e soprattutto comprendono l'importanza dei consumi responsabili e di cercare di mitigare e di diminuire il nostro impatto, soprattutto per il futuro. E oggi cercherò di essere ultra sintetica perché comunque avete molto da vedere, molto da sentire. Vi condividerei, se posso, so che le slide non sono sempre molto amate, ma cerco di essere il più pragmatico possibile. Mi auguro che vediate lo schermo non so se Alessio mi dice. Oh, perfetto, grazie mille. Allora, intanto è giusto capire perché dobbiamo essere preparati e soprattutto coscienti di che cosa sta succedendo a livello mondiale e che cosa di tutto quanto connesso intorno a noi impatta
a livello locale, perché ci sono dei segnali ormai che non possono più essere ignorati. Ci sono chiari segnali e sono segnali che noi vediamo anche nel nostro e ricordiamo soprattutto con le manifestazioni degli eventi estremi nei contesti locali, ma ci sono segnali molto preoccupanti che ci vengono dalle osservazioni e dalle elaborazioni dei modelli e di scenari di cambiamento climatico a livello mondiale. Ogni anno sentiamo sempre dire che è l'anno nel quale le temperature sono state registrate con record assoluti, ok, ma l'ogni anno essere un record è chiaro che va parametrato in un tempo molto più lungo. Se noi ragioniamo su un trentennio e ragioniamo in termini di scenario futuro, che cosa ci aspetta? Ci aspetta un mondo diverso da quello che noi conosciamo, da quello che abbiamo vissuto quando eravamo ragazzi, e io vedo molti ragazzi, da quando voi eravate un po' più piccoli, ci aspetterà un mondo differente, perché è anche come sistema inerziale, qualora oggi smettessimo tutti nel mondo, i 200 stati, smettessero di produrre emissioni, come sistema inerziale la Terra ci metterebbe veramente tantissimo tempo per poter frenare, diciamo, quelli che sono gli effetti a cascata che questo porta. Da questo punto di vista, il panel intergovernamentale, l'IPCC, che ormai chi si occupa un po' della materia, ma quasi tutti conoscono, ha elaborato tutta una serie di scenari molto complessi, alcuni, altri però si sono sforzati di renderli fruibili, soprattutto per la policy, per la parte politica, proprio per far comprendere cosa significa per un contesto locale essere esposto ai rischi derivanti dal cambiamento climatico. Tra quelle che sono le aree mondiali, il focus europeo e quello che poi è un ultra focus del Mediterraneo inquadra l'Italia, inquadra noi come un'area hotspot, perché intanto il Mediterraneo è un bacino chiuso. Noi che comunque conosciamo e vediamo i fenomeni che accadono anche più recenti, ci rendiamo conto che la loro frequenza e la loro intensità sta cambiando. Abbiamo lunghi periodi siccitosi e poi improvvisamente abbiamo periodi, diciamo così, quasi come se fossimo rappresentanti di una tropicalizzazione convinta. Abbiamo periodi nei quali affrontiamo invece elementi di precipitazione intensa sui territori concentrati in pochissime, neanche più ore ormai. Adesso si parla di mezz'ore o al limite nell'ora, delle cumulate tali per cui abbiamo aree cittadine che si allagano con una regolarità disarmante, che non lasciano il tempo di operare con delle infrastrutturazioni, le cosiddette green infrastructure, le infrastrutturazioni che potrebbero aiutarci a mitigare il rischio. Ossia, il mondo sta correndo e la nostra capacità di intervento territoriale deve assolutamente adeguarsi e, sciente di ciò che potrebbe succedere, lavorare non più per rispondere, quindi il response. Io vorrei togliere questa parola dal dizionario, lo dico sempre, perché in realtà bisogna prevenire. Questo sinottico che vedete molto semplice inquadra quelli che sono i rischi di medio periodo a cui saremo più esposti come città. Ossia, noi abbiamo analizzato nel mondo delle analisi di scenario, ne abbiamo analizzate almeno 108 inquadramenti di scenario, 57 dei quali riguardano il cambiamento climatico. Di questi 17 sono i peggiori, diciamo così, il worst scenario, sono quelli che porteranno comunque sia la città a essere non solo esposta, ma dove le vulnerabilità saranno esacerbate e quindi sono quelli da attenzionare, che chiaramente vedete in rosso e in arancio. E ovviamente questo significa avere prospettiva, quindi sviluppare una strategia e un action plan in prospettiva, perché non tutto può essere cambiato immediatamente, le trasformazioni richiedono tempo, ma bisogna comprendere esattamente che cosa sta succedendo, cosa succederà e come il cambiamento climatico è legato ad altri grandi cambiamenti, i nostri grandi megatrend. Quindi il cambiamento demografico lo vedete riassunto in quelli che sono i suoi impatti
dal globale al locale, la transizione digitale che aiuta da una parte, ma bisogna stare attenti a non lasciare indietro nessuno, perché questo è un elemento molto importante, e il cambiamento climatico. Io vedo, noi siamo ormai a fine settembre, è ancora molto caldo e soprattutto il tasso di umidità relativa è altissimo e dobbiamo stare chiaramente attenti e soprattutto pensare in una prospettiva dove le temperature cresceranno ancora, quindi le temperature estreme, e i momenti nei quali queste si manifesteranno in contesti urbani sarà sicuramente molto più frequente, manifestazione di ondate di calore e quindi isola di calore urbano e esposizione di asset cruciali, persone, io vedo tutti voi che vi state sventolando, quindi c'è caldo, a testimonianza, è vero, e soprattutto dobbiamo pensare agli asset strategici. Il patrimonio mondiale, naturale e comunque antropico, come nel nostro caso, necessita non solo di essere tutelato, protetto, ma necessita di essere compreso, e su questo vanno calate delle azioni molto concrete da una parte, ma azioni che non devono essere solo di medio periodo. Nel farvi vedere più o meno cosa abbiamo studiato per poter elaborare la nostra strategia partecipata e come questa si è trasformata in un action plan condiviso. Io tolgo un attimo la condivisione perché vorrei farvi vedere soltanto l'azione, diciamo, che riguarda il patrimonio dell'UNESCO, e ora ricondivido, perdonatemi se vi stresso, così finisco velocemente. In pratica la nostra strategia, individuati i trend di cambiamento, si è concentrata su 3 macro asset di lavoro con 3 grandi obiettivi, dove vedete che la risposta non c'è più, ma c'è anticipazione e potenziamento, quindi stiamo lavorando per prevenire. E in 12 grandi ambiti di azione, se fate caso, il primo si chiama UNESCO Sentinel, perché Genova ha un patrimonio di palazzi storici che sono riconosciuti e fanno parte del patrimonio UNESCO, sui quali abbiamo iniziato un lavoro di analisi predittiva di quelle che sono, quindi ci caliamo su scenari di cambiamento climatico, quelle che sono le sinergie tra alte temperature, precipitazioni intense, e poi entriamo in un altro argomento che è quello dei pollutant, quindi degli inquinanti, che tipologia di effetti possono causare soprattutto alle modanature, ai decori esterni, e quali possono essere le azioni, non solo le predittive e le previsionali, quali possono essere le azioni concrete da poter mettere in campo per tutelare, proteggere, promuovere, ma soprattutto mantenere un patrimonio storico di indiscusso valore e evitare che sia esposto con parametri di vulnerabilità crescente negli anni. Io sono molto contenta di poter essere con voi e penso che sia sufficiente. Questo è il percorso di Genova, che è cosciente. Genova è stata ferita veramente tante volte dagli eventi estremi in città, e non può più permettersi di non prevenire, e quindi sta lavorando con un framework anche di finanziamenti molto complesso, che è costituito sia da fondi, diciamo, dell'Unione Europea, siano essi diretti o indiretti, quindi fondi strutturali come si chiamano in gergo, o diretti dati dalla Commissione Europea, fondi ministeriali, fondi invece da fondi privati, quindi istituzioni bancarie, fondazioni bancarie, e tutto questo grande, ovviamente il PNRR, ma diciamo, per me sono i fondi europei che poi vengono destinati allo Stato, e poi lo Stato li eroga alle unità locali. In tutti questi fondi la resilienza, sostenibilità e il DNSH, quindi il Do Not Significant Harm, quindi non creare danno significativo nel lavorare e nel trasformare il territorio, sono tutti ben presenti e resi operativi. Vedremo nel futuro se abbiamo lavorato bene. Questa è la sfera di cristallo che non abbiamo. Sicuramente sarà una Genova diversa da quella
che abbiamo conosciuto in passato. Grazie mille per questa opportunità e buon lavoro a tutti. Grazie Stefania. Io, come vedete, è un lavoro insomma, tecnicamente molto complesso che coinvolge molte persone, però è un lavoro necessario se vogliamo mantenere, valorizzare, avere la possibilità di valorizzare in futuro le risorse culturali che poi fanno la differenza nella prospettiva anche di attrattività di un territorio, di una città. Senza questo lavoro i nostri ambienti di vita, le nostre città, il nostro patrimonio sarebbe esposto a dei rischi estremamente importanti, per cui ecco, parlare di attrattività, di turismo senza sapere, senza essere consapevoli di quanto sia complesso questo lavoro è qualcosa che credo oggi non possiamo neanche più tanto permetterci, perché deve essere un lavoro collettivo. Avete qualche domanda, qualche curiosità per Stefania? Lei dice che tu hai una domanda. Sì, facevi così. Ne ho io una. Stefania, se sei ancora collegata. Ecco, mi piacerebbe chiederti, mi faccio io interprete delle loro domande. Mi piacerebbe chiederti qual è stato in tutto questo lavoro, che ha coinvolto un sacco di persone, qual è stato il contributo della società civile, in particolare dei più giovani, delle scuole, delle associazioni, dei più giovani, e quale in prospettiva potrebbe essere o state cercando di, come state cercando di coinvolgere appunto i più giovani, organizzati anche a volte in movimenti sul clima, in questo percorso che hai raccontato? Allora, questo percorso inizia nel 2018, subito dopo il crollo del Ponte Morandi, chiedo scusa per il rumore ufficio, ha portato ad avere una strategia partecipata che ha coinvolto tutte le parti, inclusi i ragazzi, soprattutto in quel periodo avevano giustamente il desiderio non solo di protestare, ma facevano le domande giuste. I ragazzi fanno sempre le domande giuste. Quello che è necessario è ristabilire un rapporto di fiducia con loro. È assolutamente imprescindibile. Fiducia, fiducia, fiducia. Perché la pubblica amministrazione magari è un po' più lenta, perché chiaro ha moltissimi vincoli per poter operare sul territorio, ma nel momento in cui coinvolge tutte le parti interessate è un'amministrazione che si espone molto, anche alla critica, al dissenso e al contraddittorio. I ragazzi hanno partecipato sia come rappresentanze scolastiche, sia come rappresentanze di cittadinanza attiva alla stesura della nostra strategia, hanno partecipato ai lavori dell'action plan. Molte delle azioni che noi portiamo avanti, soprattutto quelle legate anche alla circolarità energetica, economia circolare nelle scuole, sono quelle più sentite. Per quanto riguarda il patrimonio invece dell'UNESCO, oltre alle azioni di tutela, ne abbiamo una legata alla digitalizzazione, quindi a rendere il patrimonio virtuale sempre disponibile in una preview immersiva, in modo tale da avvicinarlo al linguaggio tecnologico che giustamente loro maneggiano in maniera molto più, diciamo così, propria di quanto non facciamo noi. Soprattutto sono ambiti di coprogettazione dove non siamo noi, io ho una certa età, ho 2 figli grandi, non siamo noi a dire ai ragazzi che cosa si dovrebbe e si potrebbe fare, ma al contrario. Sono loro che chiedono e quindi con gruppi di lavoro nei quali sono coinvolti, sono loro che ci chiedono e assieme progettiamo anche gli applicativi tecnologici che consentiranno di avere una preview del patrimonio UNESCO in metaverso. Ecco, questa è una piccola anteprima di qualcosa che stiamo sviluppando. Il metaverso in questo momento va anche un po' di moda, ma è qualcosa che va oltre la realtà aumentata
e comunque aiuta anche le persone che fisicamente non possono accedere al patrimonio. A volte succede, no? O per break, o per il maltempo, o perché ci sono contingenze, gli permette di averlo sempre comunque disponibile, visitarlo in una maniera innovativa. Ed è disegnato con i ragazzi. E quando dico ragazzi intendo un po' tutta la fascia, quindi sono sia la parte di scolarizzazione per tutti gli ordini e grado e sia ovviamente collaborazioni con università fino ad arrivare a tutto quello che è il comprensivo ambito di studi. Poi si entra in fase produttiva, non si è più ragazzi. Grazie Stefania, come vedete delle azioni molto concrete. Grazie Stefania per il tuo tempo, per aver condiviso insomma un po' del tuo lavoro e buon lavoro da parte di tutti noi qui da Torino. Come vedete stiamo parlando di questioni molto, molto concrete e forse la domanda può essere cosa c'entra tutto questo rispetto poi al lavoro sul turismo. In realtà il legame, come cercavo di sottolineare prima, è veramente fondamentale e la domanda di visita, la domanda di turismo sta cambiando in maniera significativa in funzione dei cambiamenti climatici e in funzione anche di come l'offerta turistica si sta attrezzando a livello di comunità, di città, di istituzioni, di sistema di accoglienza rispetto ai cambiamenti climatici, rispetto all'idea di sostenibilità. Questo è qualcosa su cui ci sono attualmente anche in questo Paese, anche a livello nazionale, delle ricerche abbastanza, insomma, su questi temi, per cui il legame è molto evidente. Sappiamo anche che cambiamenti climatici significa purtroppo degli effetti a volte, come dire, devastanti, degli effetti di emergenza sui nostri territori, che non sono più soltanto in territori lontani dove questi fenomeni, bene o male, insomma, ci sembrano appunto più normali o comunque più lontani da noi. Questi fenomeni ormai accadono ovunque, anche nei territori vicino a noi, anche sulle nostre coste, anche sulle nostre montagne, per cui cosa si può fare? Ovviamente è molto complesso tornare indietro. Quello che potremmo fare certamente è attrezzarci per prevenire questi fenomeni e anche questo è un lavoro estremamente difficile. Questo mi dà un po' lo spunto per introdurre il prossimo contributo da parte di Cristina Monaco, Itaca SRL, che è una società che da diversi anni lavora qui a Torino ed è un'eccellenza nel panorama internazionale su alcune attività di supporto alla prevenzione. In particolare loro in questo momento stanno facendo dei progetti in tante aree del mondo, l'ultima che mi ricordo è questo supporto alla risposta all'emergenza delle alluvioni, forse l'avrete lette, che sono successe in Grecia qualche giorno fa, qualche settimana fa. Comunque Cristina, lascio raccontare a te un po' del tuo lavoro. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto mi presento, io sono Cristina Monaco, l'ha già detto Alessio, però io sono una program manager del Business Unit Earth Observation. Vediamo se funzionano le slide. Ok. Vi introduco brevemente qual è l'azienda in cui lavoriamo. Alessio vi ha già detto che siamo Itaca, nasce nel 2006 come un'associazione no profit da un'idea tra il Politecnico di Torino e l'ex City, operando prevalentemente nei settori internazionali, quindi con enti a livello internazionale, sempre all'interno dei disastri ambientali e catastrofi ambientali. Dal 2020 diventiamo un'azienda privata della Fondazione Lynx e insieme al Politecnico noi diventiamo un polo tecnologico a livello internazionale proprio nell'osservazione della Terra. Quindi il Politecnico di Torino sviluppa ricerca, Lynx sviluppa ricerca applicata, noi invece facciamo i servizi. Ci troviamo all'interno della cittadella Politecnica e siamo specializzati nell'estrazione e gestione ed elaborazione di dati cartografici, principalmente legati alle emergenze ambientali, ma non solo,
emergenze ambientali che monitoriamo tramite dati satellitari da cui estraiamo informazioni per renderle cartografiche e quindi fruibili agli utenti che ci attivano. Vi riporto, per introdurre il tema legato al climate change, che poi è il tema legato a questo panel, un estratto del UNESCO ICROM-ICOMOS che dice, ovviamente come sappiamo tutti, che il numero di disastri nel mondo aumenta, lo vediamo sempre di più, l'abbiamo già detto, l'ha introdotto anche Stefania con l'intervento di prima. Questo è dovuto a una maggiore esposizione in termini di persone, di assets, che è dovuto anche a un rapido sviluppo e a un economico e anche a una espansione urbana in aree che sono soggette a magari cicloni oppure a zone che sono sismicamente attive, combinato ovviamente anche magari a non delle opere di governance come si devono. Allo stesso tempo il cambiamento climatico è associato a degli eventi estremi che sono sempre più intensi e questo coinvolge sempre di più il patrimonio culturale, che non è considerato all'interno delle statistiche relative ai disastri, ma purtroppo il patrimonio culturale e naturale sono sempre più coinvolti, magari da eventi che non sono che sono dovuti alla mano dell'uomo. Purtroppo si pensi ai numerosi incendi che ci sono in tutto il mondo, che tante volte sono dolosi. Vi mostro anche alcuni grafici che già Stefania prima aveva anche presentato, però che fanno vedere come nell'arco dal 1900 al 2022 gli estremi, soprattutto legati alle alluvioni e agli eventi estremi, siano notevolmente aumentati. E anche in termini di danno economico, i disastri naturali hanno causato enormi perdite di soldi, in termini di soldi, e soprattutto gli eventi estremi, che quindi per eventi estremi si intendono cicloni, uragani, venti molto forti, eccetera, così come le alluvioni, sono quelli che in termini di denaro hanno più perdite. E questo grafico, anche se non è aggiornato al 2023, ma si ferma soltanto al 2019, è molto interessante perché vi fa vedere come i disastri e la perdita in termini economici negli ultimi 20 anni è addirittura duplicata. Non tanto a livello di morti, che bene o male per fortuna rimangono invariate, questo è dovuto anche alla tecnologia e ai supporti tecnologici che ci permettono anche dei sistemi di preallerta, e non tanto come total affected, ma come disastri proprio che occorrono nel mondo. E questo mi interessa e ve lo dico, ve lo anticipo, perché introduce un po' il tema che affronteremo oggi in questo panel e che ovviamente vi introduco io. Quanti di voi conoscono i satelliti e sa che cosa fanno i satelliti ogni giorno? Nessuno. Nessuno ha mai sentito parlare di satelliti. Sapete che tutti i giorni intorno alla Terra ruotano non uno, ma ben numerosi satelliti, tantissimi. I satelliti ruotano tutto il giorno con diversi sensori, e per sensori, tanto per intenderci, intendo le fotocamere che vengono montate a bordo, che a seconda del sensore riescono a rilevare addirittura le persone a terra. Pensate che i satelliti sono molto lontani dalla superficie terrestre e quando si parla di acquisizione ad altissima risoluzione noi rileviamo addirittura degli elementi a terra di 10 centimetri, quindi potete anche immaginare che l'accuratezza di una cartografia a terra tramite i satelliti è molto accurata. Nel report dell'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel on Climate Change, che è questo organo delle Nazioni Unite che ogni anno si riunisce per mettere insieme vari studi scientifici proprio sul climate change, la parola satellite compare una miriade di volte, proprio perché le analisi che prendono in considerazione hanno come base, come supporto il satellite. Con i satelliti si fa qualsiasi cosa ormai,
ma soprattutto ci permettono di monitorare sulle superfici degli oceani degli elementi quali le altezze delle onde, la temperatura delle acque, le correnti marine, la proliferazione di alghe, e sulla Terra invece possiamo monitorare il progredire dei ghiacciai, le emergenze, che poi sarà il tema che vi introduco, ovvero delineare delle zone soggette a fuochi e alluvioni, così come anche monitorare la presenza di gas serra all'interno dell'atmosfera. Quindi con i satelliti potete immaginare che si fanno un miriade di analisi. E questo è un po' il progetto, che è un po' il core di Itaca. Dal 2012 Itaca, nasciamo nel 2006, ma dal 2012 siamo diventati un consorzio internazionale di 9 partner che si occupano di progetti legati all'on-demand mapping, ovvero nella produzione di mappe speditive per le emergenze, per monitorare le emergenze e disastri ambientali nel mondo. E questo, tanto per intenderci, che cosa significa? Che quando succede una catastrofe ambientale siamo i primi a essere chiamati nel mondo per disegnare delle mappe tramite le informazioni che ci vengono dai satelliti associate ad altre informazioni e dati a terra, per dare queste informazioni alle protezioni civili che mandano in loco gli aiuti per quello specifico disastro. Quello che noi rileviamo sono ogni tipo di disastro naturale, quindi dalle alluvioni ai terremoti agli incendi, e anche a tutti i disastri ad opera dell'uomo, quindi guerre, tanto per intenderci, ma anche incidenti industriali, eccetera. Oltre al rapid mapping, che ha una fase speditiva, pensate che dobbiamo consegnare alle protezioni civili dei prodotti nell'arco di 2 o 3 ore fino ad un massimo di 10 ore, quindi consegniamo dei prodotti in brevissimo tempo, in modo tale da dare alle protezioni civili le informazioni di cui necessitano. E per informazioni, poi vi farò vedere, ci sono sia delle aree che vengono delineate con l'estensione dell'evento, ma anche andiamo a definire per ogni singolo edificio, ogni singola infrastruttura, un grado di danno. L'altro nostro progetto si chiama Risk Recovery, perché non si rifà a delle mappe che sono speditive, quindi nelle prime ore dopo che accade un disastro, ma a delle fasi di preparazione e riduzione del rischio del disastro e del recupero. Quindi sono delle analisi che noi facciamo in tempi un pochino più rilassati, che servono proprio alle protezioni civili, alle amministrazioni, per poter mettere in piedi tutte quelle fasi decisionali che sono importanti per contrastare proprio degli eventi nel mondo. E per far questo, vi faccio vedere alcune delle mappe che noi abbiamo presentato. Alcuni casi sono anche fanno un po' sorridere, se vogliamo metterla sul sorridere, però questo in realtà non riguarda tanto il climate change, ma è per farvi vedere che comunque lavoriamo sul patrimonio, in questo caso il patrimonio dell'UNESCO. Ci troviamo a Palmira, in Siria. La città di Palmira era stata riconquistata dalle forze governative siriane, quindi dopo anni si sono innescati una serie di eventi per la ricostruzione. Le mappe che sono state quindi messe e prodotte sono proprio delle mappe ad altissima risoluzione, quindi potete anche vedere benissimo quello che si vedeva tramite l'osservazione della terra. Addirittura si riconosceva il colonnato, l'anfiteatro, le statue che erano state distrutte dal conflitto bellico. Ma per entrare più nel merito del climate change, perché questo è l'argomento del panel, vi voglio far vedere alcune delle rappresentazioni che ci hanno coinvolto proprio quest'estate, principalmente. Una è questa, l'alluvione in Libia, nella città di Derna. Avrete sentito assolutamente parlare di questa emergenza, perché la tempesta mediterranea Danielle, qualcuno la conosce, ne ha sentito parlare? Nessuno. Ottimo. È un uragano che dall'Atlantico si è spostato verso il Mediterraneo e si è spostato proprio sopra la Libia. Questo ha comportato delle fortissime inondazioni e in particolar modo nella città di Derna ha previsto anche che le forti onde abbiano distrutto 2 delle... mamma mia, siamo andati troppo avanti, scusate. Niente, non gli piace quello dopo, ma... riproviamoci. Ogni tanto si blocca. Ok.
Questo ha comportato che appunto le dighe che c'erano a valle proprio della città di Derna si sono distrutte e l'immensa quantità di acqua che era presente nelle dighe è andata all'interno della città. Quello che potete vedere in azzurro sono proprio tutte le tracce dell'alluvione, del fango che si è riversato nella città di Derna, e non so se li potete vedere da lontano, ma tutti quei pallini rossi sono i singoli edifici che tramite le immagini satellitari si sono visti che erano coinvolti da questa ondata di fango e di acqua. E non so se potete percepire l'entità del danno, ma i pallini sono veramente tanti. Quella città è stata completamente rasa al suolo. Avrete sentito che ci sono stati tantissimi sfollati, tante case distrutte, e quindi è stata un'emergenza davvero umanitaria a livello mondiale. Intanto si blocca. Ok, questo è per farvelo vedere un pochino più nel dettaglio. Ok, questo è un altro evento che ci ha coinvolto per parecchi giorni. Incendi a Rodi, Grecia, 18 luglio 2023, un incendio è scoppiato in una zona forestata, ma per i forti venti di maestrale che ci sono stati in quei giorni, l'incendio si è spostato e si è propagato davvero tantissimo. Dovete scusarmi, non so perché schiaccio una volta, ma ogni tanto così vi anticipa qualcosa anche delle slide dopo. Si è bloccato. Ok. La macchia che voi vedete all'interno della mappa in arancione è tutta l'area incendiata. Da molto piccola che era, per 8 giorni consecutivi abbiamo lavorato al di quest'area. Vedete anche che ci sono delle fiamme molto piccoline, ma ci sono, a sud dell'area. Dal satellite si vede anche la traccia del fumo, e sono le fiamme attive, da quale vedete ancora meglio, le fiamme attive che si sono spostate sempre più verso ovest, sud-ovest, e che hanno fatto sì che l'incendio si propagasse fino ad arrivare agli insediamenti urbani, distruggendone alcuni e quindi comportando anche che molte persone hanno dovuto lasciare sia l'isola che appunto le proprie case. Alluvione in Italia, Forlì, 16 maggio 2023. Potete notare che nello stesso periodo abbiamo lavorato, e quest'anno, credetemi, è stata un'annata molto particolare. Noi in genere da giugno fino alla fine di settembre lavoriamo sugli incendi, quest'anno invece abbiamo lavorato tantissimo sugli incendi per la parte del Mediterraneo, ma il nord Europa era coinvolto da fortissime alluvioni. Qua siamo in Italia, eravamo ancora a maggio, la città di Forlì, così come altre città dell'Emilia, sono state coinvolte da 2 ondate di maltempo. Questa appunto era la zona di Forlì, in cui le piogge hanno causato frane anche nella zona del Medio Appennino, hanno allagato l'intera città. Niente, ogni volta, dovete scusarmi, non so perché, ma ogni volta andiamo avanti fino alla fine. Vi faccio già vedere tutto di quello di cui vi parlerò dopo. Ok, questo è uno zoom dell'area di Forlì. Tutte le macchie che vedete in azzurro sono tutte le aree alluvionate. Oltre a queste informazioni ovviamente vengono date anche un'altra serie di informazioni che alle protezioni civili sono ovviamente molto utili, ovvero se ci sono delle strade che sono bloccate, se ci sono dei detriti sulle strade. Queste informazioni potete immaginare che sono fondamentali, perché se no gli aiuti su terra non possono assolutamente passare. Se bisogna anche stabilire dei campi, delle tende per gli aiuti, per i soccorsi, bisogna anche sapere quali sono le zone sgombere. Frana di Casamicciola, 26 novembre 2022. Questo ha fatto molto scalpore. Oltre ai dati di osservazione della terra sono state fatte delle acquisizioni anche a terra con i droni. Questa è la frana che ha interessato tutta la zona di Casamicciola e in particolar modo alcune delle case che sono state distrutte completamente. Questi pallini che vedete, che hanno questo colore semaforico dal giallo al rosso, indica che il rosso sono degli edifici totalmente distrutti, mentre il giallo sono degli edifici che possono essere stati coinvolti e quindi potrebbero magari avere dei problemi strutturali.
E chiudo con questa attivazione che è stata molto particolare, il distacco di un iceberg in Groenlandia. In realtà questa non è l'ultima ma la penultima. Questa è stata un'attivazione molto particolare perché abbiamo dovuto monitorare il movimento di questo distacco dell'iceberg, dovuto ovviamente alle altissime temperature che ahimè ci sono anche in Groenlandia e non sono anomale per loro, per cui abbiamo dovuto tramite diversi sensori monitorare proprio il distacco dell'iceberg e vederne il movimento, perché si stava avvicinando troppo a questa cittadina, per cui ne avrebbe compromesso, magari avrebbe potuto distruggere con l'impatto. Ultima, sempre più o meno simile, in Georgia, qua siamo 3 agosto 2023, una frana si è staccata, in realtà un ghiacciaio si è staccato dalla montagna, e questo che vedete in azzurro si è staccato ed è venuto giù nella città di Shovi, l'ha completamente sommersa di fango, distruggendo anche tutta una zona alberghiera e facendo morire anche delle persone. Con questa mappa si è voluto anche identificare, sempre tramite osservazione della terra, l'altezza dell'area alluvionata, quindi quei colori che vedete in un azzurro più intenso o meno intenso, dal blu all'azzurro, indica appunto l'altezza dell'acqua, e questo ci serve perché in caso di alluvioni si vede anche il progredire di una zona alluvionata. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Oltre a queste analisi vengono fatte anche un'altra serie di analisi, questo ci troviamo nella fase di risk recovery, ovvero alle protezioni civili che attivano il servizio vengono fornite anche un'altra serie di mappe utili proprio per mettere in piedi a posteriore dell'evento che ormai è successo delle azioni di riconversione e di recupero proprio delle aree. In queste in particolar modo sono delle aree a rischio frana, quindi insomma quelle rosse sono quelle che potrebbero staccarsi nuovamente per le alte temperature o per le piogge intense, che possono far sì di mettere appunto in piedi delle azioni di recupero o delle azioni che servano a mitigare il danno. Concludo il mio intervento, se riusciamo, dicendovi che oltre a queste attività che facciamo ovviamente in ufficio, teniamo anche dei corsi di sensibilizzazione con le persone, con gli studenti come voi. In particolar modo stiamo facendo questo master che partirà a novembre e dicembre, che si chiama Copernicus Emergency Core Management Services, che è un master che è finanziato con i fondi del PNRR in collaborazione con il Politecnico, in cui si parlerà proprio del programma relativo alle emergenze, quindi Copernicus, in cui faremo un intervento anche noi e spiegheremo proprio come funziona il servizio Copernicus, come si possono gestire le emergenze, e si imparerà proprio, per chi vorrà partecipare, a utilizzare gli strumenti che anche noi in ufficio utilizziamo tutti i giorni e che vi possono essere utili per leggere e monitorare gli eventi dai satelliti. Grazie mille. Grazie a te Cristina. Qualche domanda? Ok. Mi faccio di nuovo io interprete. Non abbiamo solleticato tanto interesse nell'ambito dei satelliti. C'è forse un po' di timidezza forse rispetto a temi certamente complessi. E la domanda che... Guardate che la prossima mano che si alza vengo veramente a chiedervi la domanda. Ma secondo me ne ho già viste 2 o 3 mani che si alzano. Di solito quando uno alza la mano vuol dire che vuol dire qualcosa. Va bene, scherzavo. No, la domanda è questa. Molti di questi disastri che ormai appunto vediamo perlomeno o direttamente o nelle notizie con molta frequenza sono dovuti anche, tutti direi, sono dovuti all'azione dell'uomo, ma alcuni sono veramente come dire, colpevoli. E quanto conta nell'esperienza del vostro lavoro sensibilizzare, responsabilizzare, far conoscere, adesso citavi questo corso, no? Per sensibilizzare,
far conoscere a tutti fondamentalmente quali siano i rischi, la portata dei rischi dovuti all'incuria, alla noncuranza, alla disinvoltura di comportamenti. Parlo anche dei turisti, di chi vive i territori dal punto di vista turistico. Ci sono molti territori anche vicini a noi che forse potrebbero migliorare la loro capacità di essere attrattivi e vivibili, magari partendo da azioni di educazione e sensibilizzazione. Ecco, nella tua esperienza, nella vostra esperienza, quanto può contare questo fattore? Beh, sicuramente tantissimo. Azioni di sensibilizzazione anche nelle scuole sono fondamentali per imparare proprio a combattere. Non so se avete ricevuto tutti voi il messaggino dell'IT Alert poco tempo fa, no? Quindi è possibile proprio mettere in piedi dei servizi di allerta che sono fondamentali anche per poter scappare. Come vedete anche da uno dei grafici che vi avevo inserito, le morti per fortuna sono sempre meno dovute ai disastri ambientali. Sicuramente delle azioni di sensibilizzazione con i governi sono anche fondamentali, perché la maggior parte di queste azioni dipende anche da una buona gestione territoriale, cioè i danni che ci sono e che avvengono sono a livello di territorio, frane, alluvioni, comunque perdita proprio di territorio, città che si allagano, quindi sicuramente una buona governance e sensibilizzare il governo da questo punto di vista può mettere in piedi delle azioni di mitigazione anche partendo proprio dallo storico di questi eventi, che è fondamentale, e quindi mettere in piedi delle azioni di preallerta sempre migliori. Ecco, io credo che sia veramente importante, fondamentale, che ci prendiamo cura collettivamente di questi territori, perché senza questi patrimoni di cui insomma ci fa sempre piacere parlare, celebrare, molte economie verrebbero meno e principalmente, chiaramente mi riferisco a quella turistica. Quindi in una ideale filiera certamente la prevenzione dovrebbe venire prima. Di questo ormai l'abbiamo imparato, lo sappiamo, siamo meno bravi un po' nel metterlo in pratica, ma il metterlo in pratica dipende anche da, come si dice, no? Fare massa critica, creare domanda per prevenzione di territorio, che significa opportunità per tutti noi e tutti voi. Grazie mille a Stefania Manca, a Cristina Monaco e soprattutto a tutti voi per essere stati qua. Buona continuazione.